Inizia Atlante Grosseto Maccamprata del girone A di Serie A2 Elite. Toni. E c'è la rete splendida. Mesa, Franciu, Yagubian, sbaglia Franciu, conclusione di Martinez, murata. Palla rubata da Franciu, trattenuto dal numero 77 Ceccon. Toni, Yagubian in profondità per Mariani, spalle alla porta, Mariani difende la sfera, Toni salta il diretto avversario, Toni spreca un'occasionista, palla direttamente tra le mani di Bernardi. Caregnato, interno destro di Caregnato per un compagno, nuovamente Caregnato, palla ribattuta da Toni, sempre sui piedi però della formazione ospite. Grigolon, spalle alla porta, Grigolon, numero di Grigolon, ma bravissimo dal Prata all'Atlante. Mariani di testa, palla sul fondo di Guida e non arriva per un soffio. Tempo entrato, Grigolon non va via a Franciu che ruba il pallone, Franciu, altro giallo, esca. Telesca lascia a Mariani e rete 2-0, bellissima con Franciu. Telesca, Franciu, oggi molto ispirato e si divora il 3-0, ancora Mariani. Impreciso Mesa, si aspettava che Franciu salisse, così non è stato. E c'è il gol ospite improvviso, una fiammata. Spadafora va vicino al pareggio e non aveva punti di riferimento. Dallo Zecchinello sbaglia, calcia male, insinuarsi in area. Dallo è stato in qualche modo contrastato efficacemente. Franciu per Mariani e c'è Dallo, perde la sfera Grigolon e c'è la conclusione piazzata, insidiosa da parte di Mesa, la risposta pronta. 3 contro 1, Mariani, Franciu e Bernardi. Un muro. Eccoci amici, ben ritrovati. Siamo pronti a raccontarvi il secondo tempo tra Atlante Grosseto e Maccamprata. Un primo tempo scoppiettino di Guida, ruba palla Franciu, c'è il muro superato da parte di Grigolò, è un 3 contro 2. Toni, parata da parte di Bernardi, parata ancora sul punto di battuta Telesca e Mariani ha realizzato il gol del 2-1 su punizione e questa volta non inquadra lo specchio della porta. Mesa disegna questo corridoio per Telesca,
bravissimo con i piedi in uscita fuori dall'area. Franciu, non era stato preciso il passaggio di Telesca, aveva messo in difficoltà il numero 16, il compagno Franciu. Cecchinello, parata difficoltosa, efficace. Gianneschi pressato all'indietro per Franciu. Mesa, Franciu sbaglia, arriva il pallone a Spadafora con le mani di durezza in questo momento nei contrasti. Forse sarebbe il caso che i direttori di gara fischiassero qualcosa in più. Mariani poi di sinistro, non inquadra lo specchio della Martinez. Mesa e c'è la quarta marcatura, contropiede perfetto, parata di Jagubian, Spadafora mette giù la sfera, sempre il portiere volante in campo per il Maccamprata. Cecchinello, Spadafora, 4 sempre quelli dell'Atlante Grosseto. Jagubian, Telesca, si va a un 3 contro 2 e il pallone di Telesca per Toni era molto interessante. Spadafora, di guida, tiro, palla intercettata ed ecco il gol direttamente di Jagubian. Cecchinello di guida, Spadafora, Cecchinello, Spadafora, tiro, deviazione con la spalla Prata. Spadafora di guida in aria per Grigolon che e c'è ancora il gol, questa volta è di Mesa. 1 minuto al termine preciso in questo momento. Ancora Jagubian sulla botta in porta per l'Atlante. Telesca e poi tiro incrociato da posizione molto angolata, neanche un dirigente. Termina così la 15ª giornata di Serie A2